Ecco, parlano anche comunque le associazioni, alcuni sindacati, eccetera, di retrocessione dei diritti, in modo particolare con alcuni provvedimenti recenti, senza entrare nel merito specifico, magari lo faremo in un'altra sede con i professionisti e delegati. Sì. Il DDL Pillon, dove si parla appunto di assegno, di mantenimento per la moglie, di affidamento congiunto dei figli, tanto un genitore quanto all'altro, quindi questi bambini che dovrebbero essere trasportati da una parte all'altra, da una dimora all'altra del genitore, proprio per avere una parità totale di gestione, non solo economica, quindi, ma anche fisica. E questo va a danneggiare la posizione delle donne, quindi invece che essere un provvedimento a favore è fatto un po' dalle associazioni anche dei padri, no? Che dovevano avuto una situazione esasperante al contrario. Cosa ne pensa? Lei consigliera come donna e poi il vicepresidente. Allora, guardi, se da un lato io per tanti anni ho combattuto per il riconoscimento del lavoro di cura, che era sempre fatto dalle donne, ma ormai i tempi sono cambiati, non possiamo tornare indietro. Adesso quasi tutte le donne lavorano, quindi la condivisione deve essere totale, le donne non possono essere penalizzate perché finalmente hanno raggiunto un obiettivo, altrimenti torniamo indietro. Quindi direi che c'è molto da dire sul DDL Pillon. Io non lo conosco bene, non l'ho studiato ancora e non mi permetto, ma alcune cose mi lasciano molto molto perplessa e credo in questo momento di fragilità e di difficoltà per le donne non mi pare che questa sia la modalità di procedere e di andare avanti. Secondo lei, vicepresidente? Secondo me, allora, da una famiglia divorziata che ha un minore si ha con la legge Pillon la parità di ore che passa il bimbo con la mamma o col papà. Però non ha fatto la distinzione se c'è un divorzio oppure un allontanamento per violenza domestica. Questo infatti tocca il discorso della violenza domestica. E quindi alla fine vince sempre il più forte, che magari è il marito che ha maltrattato la donna o il bambino. Perché poi il bambino potrebbe essere allontanato da entrambi i genitori, sì, qualora ci sia un'eccezione da parte del marito. Però è un po' vaga, cioè, è una legge che non fa questa distinzione, quindi sì, speriamo che cambino qualcosa, perché così non va, secondo me. Per quanto riguarda invece, adesso tocco alcuni provvedimenti, della legalizzazione della prostituzione, che cosa ne pensate? Io sono contrario, perché non si... È una maggior tutela per queste donne che vengono sfruttate, un maggior controllo, perché di fatto sono nelle mani di Allora, la prostituzione l'hanno legalizzata anche in Austria, da fatti recenti, nel primo periodo non c'era la sottomissione della donna nei confronti, nel senso, secondo me non è così che si combatte la prostituzione, insomma, c'è sempre sfruttamento, anche se c'è una casa chiusa. C'è sempre lo sfruttamento della donna, quindi secondo me non è così che si combatte. Non è un provvedimento che possa essere preso utile. Secondo lei, consigliera? Ma io credo che la situazione attuale debba assolutamente essere modificata, perché stiamo vivendo un periodo in cui lo sfruttamento di giovani donne è così diffuso sul territorio che spaventa davvero. Non so se la casa chiusa possa essere una soluzione, perché potrebbe esserci più controllo, se fosse una scelta, perché ognuno può fare del proprio corpo quello che vuole, quindi se fosse davvero una scelta libera, ma attualmente non è così, e credo che questo non possa davvero risolvere tutta la mafia che ci troviamo a dover combattere. Però, insisto, bisognerebbe vedere esattamente come andrà avanti la legge, quali saranno le modifiche. Certamente questo status in cui le donne vengono veramente sfruttate, buttate sul mercato, abbiamo delle storie terribili raccontate, bisogna porre fine. Le forze dell'ordine avranno un ruolo fondamentale. Ma vi rendete conto che ancora oggi alle donne si chiede se hanno figli e se intendono averne degli altri? Successo a una mia amica proprio qui in Veneto, non ho dubbi. Tantissime persone. Non ho dubbi. Però questa è una discriminazione, cioè, di fatto. E se viene segnalata?
Cioè se ad esempio una persona ha un colloquio registra, io faccio l'esempio tipico, sì. Colloquio con un'azienda, adesso tutti quanti hanno questi benedetti cellulari che fanno multifunzioni e registrano tutto, cioè, mania di registrare, registra e filmi il colloquio. Viene fatta una domanda del genere, può essere segnalata alla consigliera? Certamente, domandone? E la consigliera può intervenire. Può o deve? Deve intervenire. Perché ma ha valore probatorio la registrazione con il cellulare? Fatta insaputa? Penso di sì. Se la registrazione è riconoscibile e c'è una data e c'è un luogo, io credo di sì. Naturalmente la persona, essendo una singola, si deve rivolgere alla consigliera del suo territorio. Se per esempio è Padova è Padova, se è Venezia è Venezia, ma credo che la consigliera debba intervenire. Un altro messaggio è arrivato poco fa, dice: secondo me è più logico che resti a casa chi ha lo stipendio più basso. Fatalità è sempre la donna però che rimane a casa, perché e qua tocchiamo l'altro tema che volevo affrontare. Il più delle volte è quello che c'è più basso, perché alla fine se fa part time e segue la famiglia, ovviamente se c'è da fare una rinuncia a tavolino rinuncia la donna. Perché c'è ancora una disparità salariale, che dir si voglia, sono numeri a 2 cifre di percentuale di differenza tra maschi e femmina all'assunzione. Leggiamo un altro messaggio, l'importante è che la prostituzione venga regolamentata, tanto volere o nolere la prostituzione esiste lo stesso e non si riesce a debellare. Sì, è un po' vero, ma come verrà regolamentata questo è importante capirlo. No, ma infatti allora allo stato attuale, cioè, ovvio, piuttosto che Poarette su una strada in balia meglio in una zona di controllo, insomma se in altri paesi c'è segno di civiltà, controlli, dopo ci sono principi di altro genere che intervengono, però qualcosa bisogna fare. Se fino adesso non si è fatto niente, qualcosa bisogna fare, secondo me. Su questo concordo anch'io, qualcosa bisogna fare. Per quel che riguarda invece il discorso dello stipendio, della differenza retributiva, secondo me è un problema che poi ha delle conseguenze e ripercussioni su larga scala. Certamente. E non viene sufficientemente affrontato, cioè risolto in qualche modo, non c'ha una... perché è posizione retributiva più bassa, conseguenze tipo il nostro telespettatore che scrive allora tanto vale che se ne stai a casa, perché se il tuo misero stipendio se no paga la babysitter, tanto vale, questo è il ragionamento della donna pulizia. Pensione miseramente ancora più bassa, già saranno basse le nostre pensioni, ancora più bassa, e quindi una situazione a cascata. Fa comodo questo al sistema Stato, sì, perché la maggior parte delle donne vive di più degli uomini, quindi avremo pensioni più basse da pagare e di conseguenza però cioè, la logica funziona, soltanto che sarà uno Stato disastrato fatto No, è che la cultura deve cambiare, ci deve essere lavoro per tutti e magari un po' meno. Ma voi come consigliere, non intervenite nell'ambito delle aziende, cioè quando avviene una situazione di questo genere, per fare verifiche, che tipo di posizione retributiva, perché poi certamente le buste paga esistono. Però vede, spesso lo stipendio è più basso perché le donne chiedono più permessi per i figli, più permessi per gli anziani, quindi fanno meno carriera, vengono inquadrate in ruoli più bassi, quindi è difficile perché non è che hanno un contratto di lavoro diverso. Non è vero questo, perché io conosco delle persone, donne, che non hanno fatto carriera, non hanno fatto neanche sposate, senza figli né niente, e sono dirigenti di aziende in posizione retributiva a parità di ruolo con il maschio nettamente inferiore. E hanno quelle proprio capaci che si dedicano tutto all'azienda, cioè una cosa impressionante. E quello dovrebbero venire dalla consigliera, dovremmo condividere con il loro datore di lavoro il perché. Perché non dovrebbe essere così, perché in base alle mansioni che viene definita, no? Però non c'è un controllo, perché quando stiamo parlando parlo di aziende grandi, strutturate, nomi importanti nell'economia per ora noi arriviamo ad avere i dati e le posso dire che effettivamente risulta che le donne vengono pagate meno degli uomini e la percentuale è notevole. Come d'altra parte risulta che una donna su 3 in Veneto è laureata, mentre un uomo su 5, quindi studiano di più, sono più preparate e nonostante questo lo stipendio è più basso. E certamente noi ci impegniamo a fare solo una questione culturale, perché non c'è una normativa al riguardo.
No, non c'è una normativa a riguardo perché i contratti sono nazionali, quindi in realtà tutti dovrebbero essere assunti con i contratti regolari e così è, perché Però parliamo di poi, aziende. Però poi negli scatti lì si vede la differenza, perché chiaramente l'uomo è più presente in azienda, la donna meno, o perché vengono riconosciute delle mansioni inferiori alla donna, nonostante poi svolga anche altre mansioni. È lì allora che noi potremmo intervenire e dire no, se le mansioni sono uguali a quelle dell'uomo, anche lo stipendio dovrebbe essere lo stesso. uguale. Ma una battaglia non tanto facile, come potrai immaginare. Infatti è lunga ed è perigliosa, prego. No, secondo me lo Stato dovrebbe attivare più servizi per la famiglia, Questo... dall'asilo alle cure degli anziani a casa, perché il fatto che la donna, se ha i servizi che lo Stato gli mette a disposizione, ritorna prima al lavoro, dopo una gravidanza, e ha più tempo per seguire anche dopo il lavoro. Quindi il fatto è sempre quello, nel senso, la donna è sempre penalizzata in tutto, nell'ambito familiare, nell'ambito lavorativo. Lo Stato dovrebbe creare dei servizi apposta per eliminare queste differenze di esatto, di trattamento. Rispetto all'Europa, come siamo messi? Rispetto all'Europa, nel discorso di tutela male. Sì, siamo, adesso non so dirle, ma il nostro posto è molto in basso rispetto all'Europa e vorrei aggiungere qualcosa, che sarebbe tempo di non parlare più di conciliazione, ma di condivisione, perché la conciliazione in fondo è un qualcosa che vuol dire che non funziona, no? E che bisogna... In realtà noi dobbiamo condividere con gli uomini e non deve esserci la donna che ha 3 ruoli e l'uomo che ne ha uno solo e poi va a fare la politica la sera, anche la donna deve fare politica. Dobbiamo riequilibrare la rappresentanza a tutti i livelli, guadagnare tutti magari un po' meno, ma tutti. Io sono convinta che questa è la soluzione. Se parliamo di Europa, ci sono paesi dove le cose sono messe davvero diversamente che da noi. Mi pare che siamo quasi al 70° posto. Ah, beh, benissimo. Sì, siamo addirittura nel mondiale, livello mondiale o Europa? Europa. Quindi siamo messi male. Allora, la parità andrebbe applicata in tutti i sensi, non giusto che le donne al lavoro vengano pagate meno degli uomini, come non giusto che in caso di separazione il marito deve cercare lavoro alla NASA perché la donna si prende il pianeta. Vuole commentare? Anche là è un problema della separazione e dell'assegno familiare che il marito deve dare deve mantenere, eccetera. Esatto. Allora è tutto anche lì un discorso a monte, non è corretto, e lì però anche la posizione della donna deve aver accondisceso e accettato di non aver lavorare perché faceva comodo starsene a casa col marito che portava a casa imprenditore, chissà quanti soldi, accudire la casa, poteva anche porsi all'inizio in modo categorico, no, io lavoro. Esatto. Cioè è un'educazione secondo me ad essere paritari, se uno soprattutto ha un titolo di studio, eccetera, ad accettare di venire meno alla propria laurea sudata e sacrificata da parte dei genitori per starsene a casa. Però una volta che questo è successo, come fa una che ha 50-60 anni a trovarsi un lavoro dopo che è stata una vita a casa ad accudire i figli e alla villa domestica? Punto di domanda. Non ci sono tutele. Non deve essere così. Bisogna che tutti abbiano prima la possibilità. A 50-60 anni è difficile trovare il lavoro, è indubbio. Quindi questa modifica di legge, appunto qua si torna sul DL Pillon, bisogna starci un po' attenti perché potrebbe avere delle ripercussioni di non poco conto. Sicuramente, sicuramente. Allora, si deve aggiungere qualcosa in chiusura? No, c'è qualche iniziativa, qualcosa di cui vuole parlare, velocissima, che fa? Ma stiamo facendo tante iniziative per l'8 marzo, ma il mio augurio è che l'8 marzo sia tutto l'anno. Questo è soltanto il mio augurio e sappiate che le consigliere di parità ci sono in tutto il territorio, sono a disposizione e anzi forse sono poco conosciute, ma sono delle figure essenziali per garantire le pari opportunità per tutti. Lei vicepresidente? Condivido quello che ha detto la consigliere di parità Sandra, che l'8 marzo deve essere tutto l'anno, come il 25 novembre è uguale, bisogna combattere contro la violenza sulle donne
e le discriminazioni in generale, esatto. perché dalla discriminazione sì, poi si arriva alla anche violenza. La pari opportunità c'è sia femminile che nell'ambito sportivo, in tutti gli ambiti della vita, quindi bisogna combattere. Perfetto, grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a voi di aver partecipato con i messaggi e di averci come sempre seguito. Appuntamento naturalmente a domani, buona giornata.